Molti ti dicono frate, ma se così mi chiami, vieni su ad Alghero per la jam. Al Repubblica domenica 30 settembre riuniremo le famiglie tra leggende viventi dell'hip hop. Non dire che la scena ti fa schifo se rimani a casa zitto, senza cena a letto dritto dritto. La break in piazza gira sulla schiena e spera che la vibrazione vera diffonda l'invito. Rappresentiamo quattro arti, una cultura di rispetto, fratellanza e solidarietà ancestrali sardi. Guarda chi dopo oltre 30 anni è ancora nei suoi panni, e guarda caso che non è per niente un caso Darwin. Non fotte con l'evoluzione, il commercio chiuso tra palestre e web, non vede manco un cerchio esperto. Da casa senza alzare il culo, certo meglio cuocere il tuo bordo bene e chiudere il coperchio. Voglio vedere rifiorire le strade, il colore affiorare, sbocciare nel mezzo del grigio invernale. Ok, noi qui abbiamo un clima tropicale, dentro tradizione musicale. Chiama i b-boy a raccolta a gran voce, non è una dunata di soldati o pazzi appresso ad una croce. Comincia tutto dall'unione, il DJ li fa ballare, noi cantiamo e qualche writer poi dipinge questo folle fino amore. alla jam a Repubblica, c'è festa e c'è musica, c'è il gran maestro Giosta, la nostra è una roba unica. Cultura della strada, beatbox e breakbeats, i cast dei DJ, i juggli, i mix, graffiti, breakdance, DJs ed MCs. La notte al poco loco, il gran finale coi menhir, concerto hip hop con Mozza e gioca del voodoo. Il rap turritano di futta manchi solo tu, quindi non fare il gaggio, dimostra di essere vero, non mancare il 30 settembre la jam è ad Alghero, in compagnia di uno straniero, in compagnia di chi vuoi tu, che sia bianco, giallo o nero, sei il benvenuto nella tribù. In più è di domenica, quindi non si lavora, non si va a scuola, allora non c'è scuse, ora puoi trovare fratellanza, pace, amore ed unità e tutti quei valori che accomunano l'hip hop.